Gianfranco Beckerle, buonasera. Buonasera Beckerle. Impegnato. Domani una bifamiliare a Castelfranco Veneto. Sì, qua c'è tutto, c'è anche un laboratorio dove puoi fare del liquore sotto. No. Vai tranquillo. Dai, Ma è la casa di Dennis. Intanto mi presento per Sì. chi non mi conoscesse. Esatto. Sono Gianfranco Becker della JFB Consulting Investment Advertising, Private Banking, Economy Sourcing and Communication, Sì. anche da sport. Sì, anche da sport. E esatto, novità su ordinazione, facciamo anche il risotto all'isolana a 5 euro invece che 8. Ah, però, hai capito, eh? Attenzione, Sì, abbiamo attenzione. aperto una filiale nella nuova area Expo a Lecce. Ci appoggiamo a una grande realtà finanziaria del gruppo BNL, PDP, Parapà, ormai abbiamo i telefoni che sentono a Sì. suonare. Non per ultimi alcuni rappresentanti dell'attuale amministrazione di Verona per dimandarci Addirittura. appunto una consulenza per risolvere il problema della stella. Chiamare. E noi senza neanche buffare, Sì. come si dice certo. in termini senza neanche buffare, siamo messi subito al lavoro Dai. con un team di esperti formato da Bagoli Resolving, Ecco, Saldador Engineering, sì, Rusine Grattators, certo. sì, Rusine Grattators, Scotch Applicators, Field Ferro Ligators, Scaiola Positionators Sì. e poi Stucco Stupetors. Bellissimo. E dopo un'attenta analisi Sì. delle condizioni della stella, Sì. tra rusine, buloni spanadi, Nelle. vide sfilettate, ranelle svergole, insomma, e via discorrendo, sommando le lungaggini, diciamo, Sì. burocratiche, Sì, che insomma sì. ti rimbalzano da un ufficio all'altro, che Però. vieni fuori per sembriaco quando sei andato al Vinitali. Dopo aver steso un ipotetico calendario di giorni utili Sì. che mancano da qua al 25, cavando Halloween, i morti, Vabbè. l'8 dicembre, la comunione della fiola dell'assessore Ma Pinto, cosa c'è? la Ma- cresima del fiore dell'assessore Pallino, Baglioni che forse vuole tornare in arena a fare un'altra data prima che si scioglie le ganassi. Insomma, tra una roba e l'altra Sì. abbiamo pensato a una soluzione che possa Sì. far vivere la stessa esperienza, diremo così, alla popolazione. Sì. Praticamente è un'esperienza di realtà aumentata. Ah, ecco, bella E idea. inoltre far fare al comune anche un po' di cassetta, insomma, come si dice, ciappare due colombi con un cracker solo. Beh, non l'avevo mai Così sentito. abbiamo fatto la nostra proposta di questa sì. idea multimediale che Sì. si chiamerà Vardala col binocolo. Guarda col binocolo. Lei è un brigante. E io mi immagino tutti quanti a casa Sì. sul divano con le Sì. savate che dicono di cosa si tratta? Di cosa si tratta? come Ce lo no. spiega, Praticamente, nello Sì. stesso punto dove c'era la stella Sì. prima, verrà allestita questa situazione dove tu vai lì e ci sono una serie di binocoli Sì. come quelli che ci sono su a Castel San Piero. Ah, ok, sì. Dove tu praticamente ci butti dentro 2 euro, ci vedi. posi l'occhio e vedi la stella, no? Ah. E mancando un bottone preposto puoi scegliere di guardarla da varie angolazioni. Ah, bello. Ma non solo da varie angolazioni, anche i vari contesti. Puoi scegliere di guardarla, che ne so, con la pioggia, con la grandine, bello. con le scenografie della Ida de Drio. Con la brina, Con Baglioni. con i gigioni vestiti da centurione, magari con dei giapponesi che scattano a foto, poi i tedeschi con i sandali e i calzetti bianchi. insomma. Esatto. Inoltre, Sì, Inoltre, inoltre. attenzione, non siccome bastava noi questo. siamo sempre Sì. una scianta oltre il naso, Ma Sì. lo vedo. one step beyond, come dicevano i camaleonti, che anche a loro te li vedevi col binocolo, se si nascondeva bene. Erano in Medris comunque. Abbiamo pensato, con la zonta di solo 1,50 € puoi anche scegliere l'audioguida L'audioguida per in la varie stella. lingue. Esattamente. Selezioneremo dei pensionati di varie nazionalità che per 1,50 € a botta e loro sono dentro un apposito gabbiotto a fianco al binocolo, hai capito? E ti lesano la storia della stella da quando è stata piantata a quando è stata soppiantata. Insomma, Bello. da una prima analisi costi e benefici prevediamo un guadagno per le casse del comune che va dai 15 ai 16 euro a giornata. Perciò,
Tra le spese dei binocoli, dei gabbiotti, dei pensionati, Non è un come affare. diciamo sempre in altri, preferisci 15 euro o il calcio No, ok, sì, va bene, No, quello l'abbiamo l'istinto. capito. Cioè, Ah, ok. insomma, come vedete noi della Vabbè. JFB Consulting and Communication sì, certo. siamo come l'uva per far la graspa, Ah, sì. in continuo fermento. Per cattare soluzioni sì. sempre alla gran guardia. Sì, la gran guardia. E al esatto. passo con il continuo cambiamento dei tempi per una società Sì. sempre più cosmopolita che guarda il futuro con rinnovamento, ottimismo e fiducia delle nuove generazioni, tutte quelle monade lì che si dicono. Seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Dindon, El Poiana, le campane dell'Osso Bon e nei cartoncini filati nei finestrini delle macchine quando che è il marcato. Ci grazie di vediamo queste nella idee. realtà Grazie, aumentata. Michael. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.